Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo su PES 2013. Allora ragazzi, riprendiamo il campionato Milan-Torino. Vai raga, dobbiamo continuare la nostra rimonta per vincere sta cacchio di Serie A. Vai ragazzi, diluvia a San Siro. Vai Milan. Altra partita da vincere contro il Torino. Lanciami. E il Comendone se ne va. Il Comendone se ne va. Il Comendone se ne va. Fa un bel numero. Entra in area e c'è il gol. Ormai il Comendone ha 100 di skills. Il Comendone è troppo forte. 1-0 Milan. Dai che il Milan ha preso veramente. Vai il Comendone. Grandissimi, contropiede veneziano, contropiede veneziano, contropiede veneziano e c'è il gol! 2-0 Milan. Questo veneziano è implacabile. Ottimo secondo gol ragazzi. Dai Rossoneri, attenzione, il Comendone vuole la tripletta, il Comendone vuole la tripletta, il Torino non c'è più ed è 3-0. 3-0 del Milan, madonna il veneziano è in una forma strepitosa. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi. Grandi ragazzi, grandissimi. Acqua fresca e c'è il gol del Bologna, incredibile. Il Bologna va in vantaggio a San Siro. 1-0 Bologna. Dai ragazzi, dobbiamo recuperare. Porca puttana, non ci voleva questo. Vai il Comendone, prova il tiro al Comendone, c'è un gol strepitoso, il Milan torna in corsa, il Milan torna in corsa, 1-1. Ormai è immarcabile il veneziano, è immarcabile ragazzi. È immarcabile, vuole comunque, eh. Prova il tiro al Comendone, c'è il gol! Sì cazzo, sì cazzo. 2-1, doppietta veneziana, questo Milan vola. Il Comendone sta segnando come un animale. Mamma mia che Comendone, mamma che comenda, mamma che comenda. Dai ragazzi, adesso stiamo attenti e portiamo a casa i 3 punti. Dai, lanciami. Lanciami Montolivo del cazzo, ma porca puttana che Rubin recupera. Glitch. Buttala su. Bravo Comendone. Bravissimo. E il veneziano vuole il triplettone. Il triplettone veneziano. No! Porca puttana. Finita, grande vittoria. Sì. Il veneziano prova a scattare da Balotelli. Balotelli ancora per il venezianone. E c'è il gol, incredibile, dove è passata? Milan 1, Lazio 0. Mamma dove è passata. Guardate che gol incredibile. Ciao. Sul suo palo. Beffato Gulas. Questo Comendone è diventato un fenomeno ragazzi. Un Comendo da pallone d'oro. Attenzione, sbaglia ancora la Lazio. E c'è il 2-0. 2-0 veneziano in 2 minuti. Il Milan chiude la pratica. Lazio. E si gode. Ragazzi, però è un po' tutto troppo semplice. Ottimo 2-0 comunque. Non fa un'altra cappella, peccato. Siani, Persana, Onasi recuperano ancora i milanisti. Sono incredibili, sono indemoniati i rossoneri. Sono indemoniati, come vuole la tripletta. 3 gol in 3 minuti. Pazzesco. Che veneziano, mamma mia. Ragazzi, ma le mie skill sono superiori ai 100, cioè sinceramente
Cioè, non so che dire, Fiori, veramente. Ho mai visto un Comeda così, Da quando ho superato i 96-97 di parametri sono impossibili da fermare. Cioè, sono una cosa schifosa. E che sono anche 5 minuti. Se giocassi 10 minuti farei minimo 8 gol a partita, Attenzione, ancora il veneziano immarcabile. Immarcabile, il veneziano fa quello che vuole, fa quello che vuole, fa quello che vuole. Ed è poker veneziano, Eurogol del Comendone. 4-0. 4-0. È un momento magico, ragazzi. La freccetta del Comendone è sempre rossa. 4-0 e silenzio. Ragazzi, 4-1. Ma è uscito veneziano, ragazzi. Forse devo censurare la parte del video perché infortunio per il veneziano. Cioè, non è possibile. Io non integrità fisica che cazzo ho? 3, puttana merda. Questo sembra che un infortunio serio, Sembra anche un infortunio serio. Che a puttana, che a troia, detto mare, ecco. Fammi incazzare così. Porca miseria, perché non si dicono le parole brutte. Cagare. Ragazzi, Milan-Paris in Champions League, ma probabilmente il Comendone dovrà star fuori forse anche 2 mesi, perché l'infortunio è rosso. Non ho veramente parole, sono... non so cosa dire, perché puttana arrivo al Milan, sto facendo cose incredibili, no, deve arrivare l'infortunio. Ragazzi, siamo tornati con condizioni disastrose. Ho perso 1 mese e mezzo di campionato. Allora, vediamo un po'. In Champions League siamo passati in maniera incredibile. Adesso siamo contro il Barcellona, quindi sarà un'impresa disperata. Eccola qua, Barcellona-Milan. Sono veramente giù però, perché non è possibile, è una sfiga col Monaco. Vabbè. In campionato siamo primi, veramente a fatica, 2 punti dalla Juve, ma veramente un testa a testa incredibile. Classifica gol, siamo ancora primi di un gol, per un gol però. Quindi insomma, visto che io voglio assolutamente vincere la classifica capocannoniere in Serie A, questo infortunio non è stato positivo, anche se pensavo peggio, invece alla fine 1 mesetto e mezzo è stato fuori. Ho perso 7-8 partite, che fatalità erano tutte concentrate proprio in questi 2 mesi, cioè solita sfiga comendiana. Vabbè raga, siamo tornati, adesso dobbiamo spaccare il culo a tutti in questa parte del campionato, manca ancora 8-9 partite, più la Champions, quindi siamo nella fase clou della stagione. Cioè veramente una sfiga incredibile, ero in condizioni strepitose, adesso la freccetta blu. Secondo tempo ragazzi. Un Milan svogliato oggi purtroppo a Livorno. Il Comendone è un po' faticato perché chiaramente non gioca da un po'. Proprio adesso ci vuole affanculo, ma che rottura di maroni. Solite sfighe veneziane queste. Vabbè dai, ma aumenta la difficoltà, va bene così, dai. Cerchiamo di vedere i lati positivi, va veneziano, passala, molto bene. Balotelli, non ci credo, parata di Fiorillo. Dai Milan. Di testa il Comendone ma non la prende. Dai corriamo Fioi che non possiamo non vincerla. Abbiamo solo 2 punti dalla Juve. Vai veneziano. Tony. Bigazzi. Madonna, non possiamo non vincere a Livorno, però. Bigazzi ancora. Attenzione, attenzione. Mamma mia, che rischio. Mamma, abbiamo rischiato tantissimo qua, Fioi. Moore. Dai, buttala su, dai, buttala su. Dai, contropiede. Ma dammela prima. Balotelli vaffanculo, proprio così doveva darmela, vai Balo. Vai Cube, portacela a casa Cube. 1-0, 1-0, contropiede implacabile e il veneziano torna al gol. Mamma mia che sofferenza. Mamma mia che sofferenza ragazzi. Eccole qua le cagate del Livorno. Ma il veneziano stavolta non ce la fa, peccato Lambrughi. Dai Milan, il Comendone è un po' appesantito, non è velocissimo come al solito. Vai veneziano.
Schiattarella. Niente da fare. Schiattarella. Dai Comendone. Moore. Porca puttana, De Carli recupera. Stiamo attenti ragazzi, stiamo attenti. Questa vittoria è fondamentale. Siamo solo a 2 punti di vantaggio dalla Juve. Moore, no, cazzo, no. Fuori. Madunina che sofferenze, madunina che sofferenze. Ma il Comendone è tornato. Ercumenda è tornato. Vai ragazzi. Sarebbe bello vincere almeno un trofeo. Ricordiamo siamo anche in Coppa Italia che non la sto giocando ragazzi, perché la Coppa Italia... Comunque ci sono stati anche gli infortuni in mezzo. No, comunque io le Coppe Nazionali le gioco solo nella fase finale perché mi stanno sui maroni. Ancora sostituzione. Toli. Vai Veneziano, molto bene. Vai Cume. Il comandante prova il tiro della disperazione. Fiorillo para. Ma così perdiamo tempo ragazzi. Dai fischia arbitro, dai fischia arbitro. Dai che roba nostra, dai che roba nostra. Buttala su e chi se ne frega. Sì, cazzo, grande vittoria per 1-0. Grande Milan. Passa la Escia. Vai, 1-2, bellissimo. Vai Comendone. Dai che li inculiamo, dai che li inculiamo. E il Comendone la mette al Camp Nou. Il Comendone la mette al Camp Nou. Zittito il Camp Nou. Barça 0, Milan 1. Grandi ragazzi. Grandi ragazzi. Al calcio d'angolo, manca un minuto, teniamolo 1-0. Teniamolo 1-0. Ronaldo prova, ultima azione per il Barça, attenzione Bojan. Bojan. No, che brutto fallo. Che brutto fallo, attenzione, rissa tra Bojan e Veneziano. Rissa tra Bojan e Veneziano. Rosso. Ma dai. Non mi sono neanche accorto. Sono un coglione. È ufficiale, adesso rischio di prendere anche il gol. Meno male. Cagar però. All'ultimo secondo, Dio Cristo. Momento difficile per Veneziano. Ragazzi, abbiamo fatto il miracolo, siamo in semifinale. 2-0 col Barça tra andata e ritorno. 1-0 anche a San Siro, un miracolo incredibile, non me l'aspettavo proprio. Niente, adesso siamo contro la Juventus, però intanto siamo in semifinale di Champions e ancora contro il Siviglia. Cioè, ragazzi, in questa carriera ho sempre incontrato il Siviglia, cioè è pazzesco. Ecco ragazzi, voglio dire una cosa, se chiaramente insomma siamo in corsa per il triplete incredibilmente, campionato, Coppa Italia e Champions League, se faccio il triplete col Milan al primo anno ragazzi io penso di chiudere la carriera perché non ho più stimoli sinceramente, adesso col fatto che ci sono anche i giochi nuovi non mi sembra il caso, però vediamo, se non faccio il triplete chiaramente non almeno un altro anno lo faccio perché voglio vincere tutte le coppe con il Milan. Chiaramente non mi aspettavo un Comendone così forte, ormai le skills è 101, 102, sinceramente è devastante, a questo punto è più difficile con 5 minuti, perché con 10 minuti veramente erano 5-6 gol a partita, questa è una cosa che devono rivedere sul prossimo PES però, perché diventi troppo forte. Ragazzi siamo allo Juventus Stadium, questa è la partita scudetto, il Comendone rientra dalla squalifica ed è pronto a fare il gol scudetto. Dai ragazzi. Vidal, Bonucci, Caceres. Il Milan incredibilmente in semifinale di Champions. Il Milan è cresciuto molto durante la stagione, un po' come ha fatto il Monaco nel primo anno. Marrone. Marchisio per Tevez. Vai Balo. Dai Comendone. Dai Cume. Dai che siamo devastanti,
Bravo Commendone, tira! Ma che... vaffanculo. Comunque ragazzi, ricordiamo che ho messo 5 minuti, quindi ho abbassato di un attacco al livello, perché non potevo mettere il livello massimo, con i 5 minuti era veramente impossibile. Però questo Commendone con livello, con skills a 101 è veramente devastante, cioè fa girare tutta la squadra, guarda che roba. Caceres, questa lo dobbiamo vincere, se vinciamo questo il campionato è quasi nostro, anche se manca ancora, perché in realtà mancano ancora parecchie giornate. Il veneziano prova il tiro. Caceres, Marrone, Giovinco la prende di testa, incredibile. Vidal per Giovi, attenzione. Giovinco. Vidal, bagno schiuma, grandissimo Access, Giaccherini, Marchisio, il principino. La Juve non ci sta, la Juve ha 2 punti di svantaggio dal Milan. Anche un pareggio, fermo per il pareggio ragazzi. Giovinco, bravo portiere, mamma mia però, che sofferenze. Attenti ragazzi, attenti, 27esimo Giovinco. Bravo Maxes. Attenzione a Samoa. Samoa il portiere. E Tevez la liscia. Samoa. Ancora Juve, grandissimi. Balotelli. Vai veneziano. Dai Fioi, dai, non sta a fare ste cappe, ma che male che stiamo giocando. Attenzione però, il balo, buttala in mezzo, ma non così. Fuori gioco. Sì, era un po' in fuorigioco, leggermente. 39esimo, sempre 0-0, Branescu. Ma che cazzo mettono in porta, Dio santo. Asamoah, Marrone, Giovincone. Vai Balo. Vai Super Mario. Ah, ma porca di quella puttana. Commendone. Niente da fare. Vai veneziano, prova il tiro. Ribattuta. Niente da fare. Fine del primo tempo, 0-0, ma una partita veramente tesa, si gioca tutto qua e si vede. Vai. Maxes. Tevez. Carlitos per Giovinco. Giovincone. Marchisius. Gomez. Marrone. Asamoah. Giaccherini, Marchisio, bravo veneziano. Ma porca puttana, fallo, niente da fare, Giovinco. Lei deve assolutamente vincere per andare a un punto sopra al Milan, dai, occhio a Giovinco, occhio al Giovi. Ma buttalo giù quella merda, dai, cazzo. E Bonera, mamma, che difensore di merda. Vidal. Buttiamola via, Marrone, prova il tiro al volo, mamma mia. Partita molto equilibrata allo Juventus Stadium. Vai Commendone di testa, recupera Marchisio, ma grande veneziano. Veneziano c'è. Il Commendone per Balotelli. Vai Balotelli. Ma crossala, grande mano! E invece no, porca puttana, speravo nel dribbling balotelliano. Ah, Dio mio, rimessa no, calcio d'angolo, ma com'è? 64esimo. Vai veneziano di testa. Asamoah. Vucinic. Occhio il contropiede, no, Tevez, no.
Carlitos, ai ai ai. C'è il gol della Juve. Porca puttana. Gol della Juve. Dormita del Milan ed è gol della Juve. Porca Eva, porca troia. Balotelli, ma vaffanculo, va. Adesso siamo sotto nel campionato, Dai, almeno il pareggio. Almeno il pareggio. Vai comendissimo. Vai comendissimo, bravo. Ha preteso un po' troppo. Rimessa laterale. Un 1-0 schifoso, maledetto Tevez. 80esimo, ormai è finita. Vidal. Dai, prendila, ma che... Addio. Tevez, Tevez. Come hanno fatto a non prenderla? Vidal, Vidal. Niente da fare, Vidal. Sconfitta di una pesantezza infinita, Vai veneziano, niente da fare. Vidal. Asamoah. Porca miseria. Finita, Juve batte Milan 1-0. La Juve torna davanti al campionato. Non me l'aspettavo, sconfitta cazzabotta il Barcellona e perdo con la Juve, Dio santo. Sì, un punto di vantaggio per la Juve, grande campionato dell'Udinese. Ragazzi, purtroppo sconfitta con la Juve, molto pesante, e siamo a un punto sotto, vabbè. Niente raga, è stato un video un po' così purtroppo con sto infortunio, adesso ci siamo un attimo ripresi, però siamo secondi in campionato, speriamo bene per la Champions. Volevo salutare Immagini Parlanti, che è un amico che mi segue, che ha anche un canale su YouTube, e sul prossimo video di MotoGP ci sarà il vincitore del contest. Ci ho messo un po' perché devo controllare per capire chi ci è andato più vicino, perché mi ha risposto qualcuno, uno ci è andato vicino, quindi per questo primo mini contest così un po' del cazzo, perché era un contest non proprio serissimo, ci sarà un vincitore e poi dalle prossime volte vediamo di fare qualcosa in più per dare la possibilità a tutti magari di avere un po' di visibilità su YouTube. Raga, un saluto dal Comendone incazzatissimo veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.